La Nebros non si ferma più davanti al proprio pubblico, la squadra allenata da Palmeri firma la quarta vittoria consecutiva e conquista 3 punti che valgono oro. A cadere il Mazzarone, una delle squadre più in forma del girone B di eccellenza, arrivata alla sfida con 8 risultati utili consecutivi e in piena corsa playoff. La gara parte subito con il piede sull'acceleratore e la Nebros a rompere gli indugi, Ferresi libera e prova il diagonale ma la mira non è precisa. Poco dopo tocca a Vigliara che ci prova con decisione ma il pallone scivola via largo. Il Mazzarone però non resta a guardare, sugli sviluppi di un calcio d'angolo nasce un brivido, Vigliara è provvidenziale e salva praticamente sulla linea. I giallorossi prendono fiducia e tornano a farsi vedere con il destro secco di Pessi, una rasoiata che sibila accanto al palo. La Nebros però non rallenta e nel finale di primo tempo alza il volume. Barez inventa una rovesciata spettacolare che sfiora il bersaglio per centimetri. Subito dopo è Ferré a provarci con il destro, conclusione potente ma ancora una volta larga di poco. Nella ripresa il copione non cambia, la Nebros spinge, Ferré impatta bene l'assist di De Nadal ma trova la risposta decisiva di Di Martino che tiene in piedi il Mazzarone. Poco dopo arriva anche un cross velenoso dal fondo firmato Sacca ma Carvaglio riesce a disinnescare tutto. Il Mazzarone prova a reagire, Puglisi si presenta sul pallone da fermo e disegna una traiettoria interessante ma non trova l'effetto sperato. Non molto più tardi ci prova Pessiu, anche questa volta lo specchio non viene centrato. Il tempo scorre e la tensione sale, la Nebros capisce che serve l'ultimo assalto, ci prova Dovico con il destro, conclusione controllata senza problemi da Di Martino. Sembra finita ma il calcio a volte aspetta proprio l'ultimo battito sulla punizione di Panzarella al 96esimo. Il pallone arriva in aria, il più rapido è Capitana Bontempo che da pochi passi batte Di Martino col sinistro, facendo così Nebros 1, Mazzarone 0 e stadio in delirio per la rete dell'esperto difensore di casa. È il gol che chiude la partita e accende la festa per Bontempo, il quarto centro stagionale ma l'esultanza va oltre il risultato. Il capitano mostra una maglia dedicata allo sfortunato compagno Gabriele Spanò che era rientrato in gruppo un mese fa dopo il lungo stop per la rottura del crociato della scorsa stagione e costretto purtroppo a fermarsi di nuovo per lo stesso infortunio subito contro il Gioiosa 15 giorni fa. Un gesto pieno di cuore nel giorno in cui la Nebros trova la vittoria proprio all'ultimo respiro. Finisce 1-0 per la formazione di Palmeri che sale a quota 32 punti e aggancia il 9° posto in classifica portandosi soprattutto a più 10 sulla zona play-out. Sconfitta amara invece per il Mazzarone che resta fermo a 40 punti ma mantiene comunque il 5° posto ancora dentro la zona play-off.